You come here, ass fuck. Can your mind stand the shocking truth? Thrills, chills in MTV Trip. Qua c'è Van Impe, Van Breckelen, Van Ilsen, Van Allsen, Van Allen, Spintenfrünken, ancora i tedeschi, Karl Maul, Saul, Faul, Kaul, Paul, Undaul, poi ancora dietro Uzimovel, lo scalatore Pazzo, Cacito Rodriguez, Curcaligno, detto il mascarpone, poi abbiamo ancora Pantani, Garzelli e Battistelli e Battistin, Pantani, Ma era c'era già prima. e poi il fratello, poi il gruppo a seguire. Ancora domani vedremo la cronometro con Van Impe, Van Breckelen e Van Ilsen. Be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. Sì. Ehi capo, posso venire anch'io dal professore? E vieni dal professore, vieni. Mi fai conoscere il tuo professore? Quello che ti ha fatto diventare il mio capo. Ma non è lui che mi ha fatto diventare il capo. Il mio capo è il migliore capo del mondo. Oh. A noi capo. Io non capisco perché se tu tanto mi stimi, Sì, capo. non capisci una cosa fondamentale, che Certo, non mi capo. devi rompere i coglioni. Certo, capo. Fossi alto come te, comanderei l'Umunnu. E invece sei un anu. Sai cosa dicevano? Beccate, guarda che quel bel signore che deve portarsi appresso sto pezzo di frenogeno. È perché è lì che ti guardavano, capito? Ma non è Sarà un suo fratello anormale. No, capito? no, Per secondo me portarsi- ti dico, se è successo questo, come minimo ti prendevano per il mio fidanzato. E io allora non metto più il muso fuori con te, va bene? Passi lunghi e ben distesi. Cazzo, Neanche con i capelli sciolti. i capelli sciolti è peggio, Perché? perché mi sembri tossico, Come tossico? un frocio tossico, una pedalata di scuro e caliamo. Un frocio tossico, cosa vuol dire? Perché adesso tutti quelli con i capelli lunghi sono tossici, con i capelli sciolti così sono tossici. Uno che si buca ha tempo di andare a farsi dare i capelli, è chiaro, una trascuratezza, no? Cosa vuol dire? Uno che fa l'impiegato di banca ogni mattina si fa una bella masata e se ne va a lavorare. Tutto completa, schiuma qua, ci rasa tutto. Questo è un uomo. Non è un uomo, quello lì è uno che si rade, non è un uomo. Un uomo non è un uomo se non si rade. Capito? Capellone. Acquario, attenzione, avete una falla, si sta allagando il salotto. Leone. La situazione astrale si fa complicata. Marte in Vergine creerà qualche pasticcio e un leone vi righerà la macchina. Provate un po' a dirgli qualcosa. Si può dare di più perché dentro di noi si può dare di più senza essere noi. Cosa fare non so. Basta. È bello però la Germania, Paolo, mi piace. Mi piace la Germania, no? Mi ricorda un po' quando eravamo bambini, così i nostri padri che tornavano la sabato e la domenica dalla Germania. Mi ricordo una volta che lui stava attraversando come
L'autopista. L'autopista. E uno si è affiancato e gli ha fatto Achtung! Gli ha dato uno schiaffo. Ha preso la pistola e ci ha bucato 3-4 punti. Ha fatto bene, Ha toccato tua sorella. Ha toccato tua sorella. Ma c'è siamo anche un scemi. modo, sai, di comportarsi. Sai cos'è? Che a volte anche il fatto di non sapere, tipo, è importante, non sapere... Le lingue sono Sì, importanti. ma anche come comportarsi, no? Sì. Noi mi ricordo da bambini che abbiamo avuto però un'educazione che ci hanno insegnato che certe cose si facevano, certe cose non si facevano. Io mi ricordo quella volta che te avevi quella fidanzatina, che era carina quella. Porca miseria, quella Ah, era la una fidanzata. bella ragazza. Aveva una fidanzata lui. E mi ricordo lui proprio la corteggiata. Quando ci ho perso la testa, Ma mamma una mia. cosa proprio tanto, Porca miseria. E mi ricordo il giorno di San Valentino, Me lo ricordo. suo papà ce l'ha comprata. Guarda, delle volte Pensa guarda, una cosa proprio grande, grandiosa. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. Ricordo, sai cos'è? Una cosa che nella casa tua è sempre andata bene, che era lo sport. Ah, sì. E Sì. famiglia di sportivi. Tuo nonno ancora adesso, quando si alza al mattino, Chilometri di bicicletta. non di bicicletta, è di cicletta, non di bicicletta. Vabbè, che c'è? Vabbè, d'altra parte è in carcere. non è che Dove puoi deve andare, andare? Se non è che può girare intorno. E vabbè, a me quello che mi piace di più è quel tuo cuginetto, di quello che fa quello che fa free cluster. Fa free climbing. Free climb, Porca miseria, no? Ma scala qualsiasi cosa. qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Io l'altro giorno l'ho Porca visto, miseria. cioè era appesa a una finestra con una mano così, Vero? con un videoregistratore Da una qua, parte. ma un autoradio qua, E la una televisione la qua. televisione qua. E poi vabbè, bisogna stare attenti a lui perché prima o poi casca lì di sotto. Sulla strada. Sì. A proposito di strada, per esempio, tua madre. Mi hanno chiesto di parlare di questo programma MTV Trip, ma io posso solo dire che mi aspettavo tutta un'altra cara. Cioè, ne ho parlato anche con Maurizio, che è una persona con la quale abbiamo fatto la storia della TV, Maurizio Mosca ovviamente, e mentre io all'inizio ero abbastanza tiepido, devo dire che lui mi ha convinto, insomma anche lui si aspettava tutta un'altra cosa. Insomma, a me Maurizio MTV Trip ci fa cagare. Sei felice, Paolo, di essere qui al turno? Se non sei felice sei una merda. No, non ho detto niente. Sei ufficialmente una merda. No, ma sono contento di stare qua. Anche di vederti. Sono contento. Davvero? Sì. Quindi non litighiamo. No, non litighiamo. Non litigate, per favore. Ma nessuno Non litiga. litigate. Ma chi ha detto che Non litighiamo? vai a che litigare. Ma non stiamo litigando. Beppe, gira a destra. Non me lo dire così che mi offendo. Ma non ti si può più parlare, scusa. Mi sono offeso. Quand il me prend dans ses bras, il met pas le tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots Metterci due culi nel programma, secondo me, era meglio. Cosa c'entra i noi culi? Paolo, ce ne viene anche a loro. Ma di che cosa? Ma A quelli di MTV, no? O vi prendo come siete o non vi prendo, scusa. come siete? E Come? mettici due culi, Paolo. Ma non è... Fa anche deve più essere- piacere vederlo, Ma capisci? chi l'ha detto? Se Ma c'è modo, fa più piacere, capito? Io mi vedo davanti, mi vedo un bel culo, capito? Sono Ma più te contento, sempre, te capito? basta guardare un culo sei contento, ma non sono tutti come te. Paolo, devono prendervi come siete. Ma ci prendono Ce come ne siamo. viene anche a loro. Dai retta a un cretino.
MTV Trip.